Eccoci insieme cari telespettatori, un altro capitolo in collaborazione con lo SPI CGIL del Veneto rivolto alla sicurezza di tutti quanti noi, delle persone anziane in modo particolare che a volte così anche per carattere, perché hanno piacere di socializzare, di avere più rapporti con le persone, tendono a peccare tra virgolette di ingenuità e basta un piccolo errore, una distrazione. Purtroppo ci sono tantissime persone, delinquenti, malviventi che operano e ne traggono profitto e allora truffe, raggiri e non soltanto vengono perpetrati con preferenza nei confronti delle persone che più sono esposte, più sono a rischio. Ne parliamo insieme a Fabio Malaspina, grazie di essere qui con noi, segretario del SIP, Sindacato di Polizia della CGIL del Veneto. L'abbiamo già avuto in trasmissione, abbiamo fatto un capitolo dedicato proprio a quelle che sono i reati più frequenti, più comuni, ma sulla sua esperienza quali sono i reati più pericolosi, più dannosi a carico delle persone anziane? Ma indubbiamente le truffe e i furti, intendendo con furto il borseggio piuttosto che lo scippo. Questi sono quelli che mettono anche potenzialmente a rischio la salute di una persona che chiaramente più è anziana e più rischia di incorrere in conseguenze negative anche per la propria salute, oltre che per il morale, elemento fondamentale perché aumenta a dismisura il senso di inadeguatezza della persona che già deve fare i conti magari con il venir meno di alcune caratteristiche del proprio stato di salute, anche legato in questo caso anche all'isolamento oppure alla perdita di qualche familiare, e quindi subire anche un furto, un borseggio è elemento devastante dal punto di vista anche psicologico, talvolta in alcuni casi anche molto più del danno materiale patito. E poi chiaramente anche la necessità di non perdere fiducia nei confronti degli estranei. E da questo punto di vista, in questo si inserisce anche il nostro collaborare con lo SPI nel portare per quello che possiamo l'esperienza lavorativa. Bravissimo, perché lei è sostituto commissario alla Questura di Venezia, sì, quindi è operativo, lavora costantemente sul campo, tra virgolette. Sì, mi occupo in particolare di altro, ma comunque la professione ti mette a conoscere, una professione a 360 gradi, poi uno si specializza in qualcosa. Come sindacalista, come sindacato, diamo questo tipo di supporto, avvalendoci dell'esperienza anche dei colleghi, chiaramente. Ovvio, assolutamente infatti. sì. È un lavoro sempre di squadre, di equipe. Indubbiamente. Allora, io direi di cominciare con la prima slide, questa volta riguarda le truffe successive ai prelievi, ovvero si va a prelevare con il banco, la carta di credito, e cosa succede? Cosa bisogna stare attenti in questi casi? Anche qui non ci si stanca di ripeterlo perché sembra anche in questo caso quasi incredibile, e invece ne accadono chiaramente sul territorio nazionale costantemente. Una volta fatto un prelievo, piuttosto che prelievo al bancomat o al postamat, piuttosto che dopo essere stati in banca o in posta, la persona viene raggiunta da un soggetto, spesso una persona molto elegante, molto presentabile, che parla sicuramente con proprietà di linguaggio e che si presenta come impiegato funzionario della banca, della posta da cui il soggetto è appena uscito, cosa che è effettivamente vera perché lo stanno ad osservare, scelgono la potenziale vittima e quindi gli si va a proporre un ragionamento del tipo: abbiamo bisogno di controllare perché forse ti abbiamo dato qualche banconota in più piuttosto che qualche banconota in meno, forse ci siamo sbagliati, avevamo ritirato delle banconote false che forse ti sono state date, per cui per carità di Dio che tu non vada in giro con la banconota falsa, per cui dammi la possibilità di controllare. La fantasia galoppa in questi casi, però il tentativo è quello di mettere le mani sul denaro e di conseguenza sottrarglielo. Con abilità viene sostituito, sono dei prestigiatori e alla fine il risultato è questo. Contemporaneamente quando si va al bancomat, porre molta attenzione, l'abbiamo già detto, ma porre molta attenzione ad operare con riservatezza, nessuno deve essere troppo vicino, possibilmente nessuno alle spalle, anche a breve distanza, ma che possa magari in qualche maniera carpire il PIN. Ci sarebbe anche un consiglio che vale per tutti, che è quello di verificare se nella parte superiore del bancomat non ci sia qualcosa che
sembra applicato in maniera fittizia, artefatta. Ce ne sono stati ci sono i lettori, i sì. lettori, cosiddetti skimmer, sono lettori di carte, lì la situazione si complica un po', ma insomma un po' di attenzione in questo senso va. Non guasta assolutamente. Vediamo infatti la slide successiva, bancomat e carte di credito, perché un'altra strategia che viene utilizzata è quella che i malviventi si fingono dei normali clienti in attesa di fare il prelievo, no? Certo, è un po'. Quindi che cosa succede a questo punto? È un po' quello che dicevamo prima, cioè ci può essere quello che giocano sulla distrazione. Ecco, sempre la una volta distrazione, distratta la persona, non già questo li mette in una condizione. Chiaro che non si può precludere l'ascolto a chiunque. Se uno dice scusi, le è caduta la banconota. Esatto, però non lasciare la posizione, non allontanarsi sicuramente ad operazioni in corso, cautele di questo tipo, insomma, non ci sono poi non c'è un codice definito di comportamento, avere massima attenzione e non operare in contesti che vedono la presenza di altri. Devo anche dire, come sappiamo bene, che molti istituti bancari oggi, da parecchi anni ormai, si entra da una porta blindata e dentro di solito il cliente opera uno alla volta, in alcuni casi sono due, ma non sono mai ravvicinati. Se sono ravvicinati, forse è meglio per una persona anziana attendere che esca. Certo, se poi ce n'è uno dietro di noi diventa complicato, ma insomma provare a essere un po' fantasiosi, non dare per scontato che tutto vada bene, perché altrimenti potrebbe sempre capitare. Guardinghi. Sì, sempre guardinghi. Guardinghi anche quando magari si guarda, non so, le truffe di sedicenti maghi, esistono ancora? Certo, sì, esistono ancora, incredibilmente, ma maghi, fattucchiere e quant'altro operano forse percentualmente meno di tempi addietro, ma ci sono. ne funziona, ce ne sono a contatto diretto, quindi che ti fermano lungo la strada, e questi sono sicuramente i più pericolosi, perché poi di fatto diventa un modo per truffare più che per certamente non fanno non prospettano il futuro, non legano la mano. Operano anche quelli via telefono, via social. Questi sono un altro aspetto, ma voglio dire, la regola dovrebbe essere che nessuno seriamente può predirti il futuro, ma se ci crede veramente non lo fa per denaro. Esatto. Ecco. E attenzione quindi anche ai facili guadagni, non esistono guadagni facili, è la strategia che viene usata anche sul web e ci sono persone che ne ci cascano ancora, assolutamente oppure sì. Tante mail che possono arrivare, indurre in errore, fanno digitare il link, non si digita il link, quindi si entra in mondi. Assistiamo in maniera a una crescita in maniera esponenziale, ed è incredibile in questo caso anche l'età molto bassa delle vittime, cioè gli acquisti online fatti tramite le inserzioni sui vari siti. Noi abbiamo trattato dei casi, c'era un signore che aveva messo in vendita 4 pneumatici da trattore, quindi sicuramente non un prodotto di richiesta, il potenziale cliente non poteva essere abbondantissimo. Eppure cosa succede? Che qualcuno chiama, si finge interessato, e l'inserzionista chiaramente prova a ragionare in termini di trattativa, quindi tenere il prezzo più alto possibile oppure accedere quanto. Quindi si instaura un rapporto telefonico, a volte anche accompagnato da qualche SMS che aiuta perché magari la linea non funziona, eccetera. E dopo è incredibile, ma glielo posso assicurare, ci sono dei ragazzi, perché questi sono giovani, ma le vittime possono essere di età media o anche anziana, riescono a convincere il soggetto, cioè il detentore del bene, ed è colui che deve vendere, che quindi non ha nessun motivo per spostarsi da casa e andare in banca o alla posta, con la carta ricaricabile piuttosto che con altro, con la carta riescono a creare i presupposti per cui veramente dici qual è l'elemento psicologico che ti fa cadere nel tranello. Vanno ad operare loro quando non dovrebbero operare, perché casomai è l'acquirente che deve operare, e digitano dei codici o dei numeri
pensando, e mi creda che è veramente un numero impressionante, digitano dei numeri che fanno sì che loro ricarichino del valore di vendita la carta prepagata del truffatore. C'è stato un caso, pazzesco, ma noi l'abbiamo trattato perché il soggetto è veneziano, ma la vittima era della provincia, mi pare, di Parma, che ha fatto 4 ricariche. 4 ricariche nel giro di 10 minuti perché non vedeva arrivare il bonifico, e lui l'altro diceva: ma perché ha sbagliato a digitare, deve fare così, l'ha fatto, mi pare di sì, lo ripeteva, il risultato è che ha caricato 4 volte il valore del denaro che voleva lui ricevere per la vendita di pneumatici. E non sono casi, questo è un caso un po' così per noi alla fine anche di sorriso, ma a sorriso amaro, insomma. Sì, amaro, sì, assolutamente. L'altra cosa da cui stare molto attenti sono le vendite con contratto per strada oppure a domicilio che vengono fatte a casa. Certo, qui purtroppo c'era anche il desiderio di poter parlare con qualcuno, induce magari l'anziano ad aprire, accogliere questa persona che magari sembra seria, perché giacca, cravatta, ragazzi anche certo, che sembrano assolutamente. A posto. Il consiglio minimo che si può dare è, al di là di quello che poi abbiamo già detto, tipo fare entrare o non entrare in casa, che è sempre bene che non entrino, in ogni caso farsi lasciare la documentazione, non firmare nulla al momento, dire: guarda, avrò tempo e modo di leggere e di capire, eventualmente facendomi consigliare da un figlio piuttosto che da un altro familiare che magari si può ritenere più esperto. Quindi non firmare nulla, non dare documenti o altro che non sono prendere le carte e poi farle leggere. Il contrario, cioè dire: guarda, io sì, prendo atto. E se invece questi tentativi di vendita avvengono via telefono, lì la cosa più importante, vediamo la slide vendite telefoniche, infatti, esattamente, che c'è quella... cercare di ridurre il più possibile la durata della telefonata, quella e successiva. non dare mai le famose risposte secche sì no, perché ci sono dei programmi appositi per i quali rispondendo più volte sì, in realtà si dà il consenso è una forma diversa di firma, di sottoscrizione di un contratto, per il quale poi sicuramente si potrà ricorrere per porvi rimedio, ma è altrettanto vero che il contratto in prima battuta è un contratto legale, che poi si dovrà contrastare, ma insomma anche questo è da evitare. Quindi sì, non si dice mai sì al telefono. E poi se si è soddisfatti del proprio operatore telefonico, piuttosto perché cambiarlo, piuttosto ascoltare e dire: guarda, mi informerò, eventualmente contatterò io la società. Chiaro. Ma questo ovviamente... Comunque non dire sì al telefono è fondamentale. Un altro documento che è interessante, i prestiti ipotecari agli anziani, che cos'è questo? Allora, qui è un'attività, diciamo, tutto sommato che ha un suo significato e anche una sua laicità, però è fortemente sconsigliato. Ci sono delle situazioni di persone anziane che magari hanno una ridotta disponibilità economica e che possono, tramite una firma di contratto, quindi diciamo le cose vanno fatte in maniera corretta, sostanzialmente ricevere una quota di denaro per per la promessa di vendita del proprio bene immobiliare a soggetti. Però anche in questo caso è opportuno intanto informarsi bene, vedere se questa è la via migliore per recuperare una liquidità che magari di cui si necessita, e se è proprio vero, è proprio necessario andare a ipotecare, a mettere quindi sul mercato un proprio immobile. Ma se ciò dovesse essere necessario, non deve mai essere come conseguenza di una proposta di terzi sconosciuti, deve essere una idea, diciamo così, la cui praticabilità deve essere lasciata all'individuo, e quindi anche qui sempre con l'ausilio di un familiare, di un figlio piuttosto che di un fratello, che possa dare un aiuto concreto, però interloquendo con la banca, con soggetti affidabili, non certo con chi si propone da sconosciuto per prometterti la possibilità di avere una liquidità, legando questa liquidità, tanto a poca che sia, a un qualche forma di vincolo sull'immobile.
Chiaro. perché poi è la strada per perdere l'immobile. La slide successiva, attenzione, si presenta la falsa infermiera, una traente ragazza alla porta, una falsa benedizione, uno dice che fa la benedizione poi non è vero, o il falso incidente, le false forze dell'ordine. Qui veramente è facile caderci. È un ventaglio di situazioni, ovviamente non... Però si verificano, sono casi reali. Sì, questi sono soltanto il lavoro fatto, questa presentazione che abbiamo realizzato alcuni anni fa. Andiamo anche alla slide successiva col falsi operai, gas, luce, acqua e gas, sì. falsi pompieri, amico del figlio con il mazzo di fiori per il compleanno. Signore, quanti ce ne sono. Cioè, se li mettiamo tutti assieme uno dice non vivo più, in realtà non va vissuta con questa angoscia, ecco. Però quello che ci si sente di dire è non dare mai per scontato, ecco, che chi si presenta sia effettivamente la persona che dice di essere. Sappiamo che circolano finti operatori delle società elettriche, dell'acqua, telefoniche e quant'altro. In alcuni casi effettivamente è vero, di solito però la società informa ma infatti esiste questo benedetto telefono cellulare, prendere un santo appuntamento col telefono programmato e controllare che l'azienda madre ti mandi questa persona. È utile conservare nelle bollette, nelle fatture che riceviamo sta sempre scritto un numero telefonico, di solito un numero verde, un altro numero per la segnalazione di guasti o di altre cose. Ecco, tenerli da parte per averli a portata di mano nel momento in cui ti si presenta davanti un operatore gas che dice deve fare un controllo al contatore, cosa che effettivamente può accadere, che dovrebbe essere preannunciata in ogni caso, però è altrettanto vero che qualunque tipo di tecnico non è autorizzato in alcun modo a richiedere prestazione, cioè denaro in cambio della prestazione, quindi se qualcuno avesse questo tipo di richiesta è sicuramente da escludere. Avere a portata di mano i numeri telefonici del soccorso pubblico, ma in alcuni casi, chiaramente non sto dicendo che se suona qualcuno che dice che è la polizia non si deve aprire la porta, però c'è modo e modo di aprire la porta anche alla polizia, verificare un attimo il perché, il per come, cioè per quale motivo siete qui, soprattutto se è la persona anziana, e poi noi non andiamo a suonare il campanello alle persone anziane se non abbiamo un motivo, altri invece lecito, altri potrebbero avere motivi ben diversi. Però voglio dire, può capitare di rimanere dietro una porta con la catenella chiusa e dice chi sei, chi non sei, allora noi abbiamo un tesserino, si esibisce un tesserino, gli si può dire vuole fare un numero di telefono, oppure chiami il 113 e chieda esiste il signor Tizio e Caio, lavora dove le sto dicendo che lavoro, quindi ha la possibilità di fare una verifica telefonica a un numero sicuro, e a quel punto poi insomma qualcosa deve anche avvenire. Assolutamente. Ecco, l'ultima slide è quella che si diceva anche in una puntata fa, il senso di inadeguatezza quando si commettono questi errori. Scatta un meccanismo perverso e che fa sì che anche che la persona non denunci tante volte quella truffa che ha subito, il raggiro, il furto, vero? Subentra il senso di vergogna, di inadeguatezza, il fatto che ho X anni nella mia vita non mi è mai capitato, se mi è capitato adesso vuol dire che sto perdendo la testa, tutti questi pensieri che sono corretti, ma che da una parte sono sicuramente esagerati, perché ogni azione illecita determina un trauma. E quindi è chiaro che un trauma su una persona anziana, magari sola, magari debole, magari ammalata, ha un effetto moltiplicatore del danno. Fermo restando che quando capita anche a gente più giovane, quindi può capitare a tutti, può capitare a tutti, ma questo non deve mettere freno all'andare a denunciare l'episodio, perché anche se ciò che si è... Vediamo i numeri di emergenza, infatti, a questo proposito. Prego. Il 112, il nuovo numero per il numero ma non volevo interromperla, era per la regia. E sono i numeri, poi il 118 per i vigili del fuoco, il 117 della Guardia di Finanza, sono tutti numeri chiaramente disponibili, ma vanno chiamati, vanno segnalate le cose. Tornando un attimo alle denunce, vanno fatte anche se ciò che ci è stato sottratto viene ritenuto o di poco conto o
ad esempio denaro che sicuramente non verrà recuperato, perché se anche viene recuperato non è poi facile attribuirne, certo, riconoscerne la proprietà, ma servono alle forze di polizia perché vengono fatti delle analisi sui dati inseriti. Questo ci consente di mappare il territorio rispetto all'incidenza di determinati reati, che sono quelli poi delle truffe agli anziani, o comunque le truffe, quelle itineranti, sono proprio itineranti, cioè abbiamo un fenomeno che si accende, si evidenzia nella provincia di Padova per 20 giorni in maniera forte e poi scompare con quelle dinamiche, con quelle caratteristiche, per poi ricomparire in un'altra provincia del Veneto piuttosto che in una provincia attigua. Recentemente abbiamo avuto diversi casi, anche in provincia di Venezia, ma anche in altre province qui del Veneto, del uno o due ragazzi che offrivano la cassa di frutta a un soggetto, una persona anche in questo caso quasi sempre anziano. L'approccio era: sono il figlio di Mario Rossi, ma in realtà i nomi erano simili, era tipo, mi pare, Mario Russo, che sono il nome e il cognome forse più diffuso in Italia, certo, tuo ex collega, e sto mettendo su un negozio di frutta e verdura qui in paese, in città, se mi fai un po' di pubblicità ti regalo una cassetta, apri la macchina che ti metto la cassetta, cosa poteva anche avvenire, poi da lì, sai, ma non è che hai un 10 euro, perché sì, la cassetta... Si innesca un meccanismo per cui qualcuno ha dato anche 70-80 euro per una cassetta di frutta che almeno era buona, ma questo non è poi significativo, insomma, quindi rispetto al fatto. C'è tutto, veramente. Assolutamente le sì. pensano una... Vabbè. Assolutamente sì. Grazie mille Fabio Prego. Malaspina, segretario del SILP CGIL. Magari l'avremo ancora nostro ospite che ci racconterà anche altri casi, perché purtroppo ce ne sono veramente tanti, ed è dai fatti che accadono realmente nella quotidianità che uno si rende conto quanto ampia può essere il mondo della malavita e come può operare anche in modo inimmaginabile, insomma. Io la ringrazio e le auguro buon lavoro. A voi telespettatori, grazie per questa parte di averci seguito, già state con noi, è inutile dirlo perché la trasmissione continua con le altre nostre interviste e gli incontri con altri ospiti dopo la pubblicità, tra poco.